In arrivo una nuova stretta sulla sicurezza a Trieste, più controlli in aree mirate, implementazione dei sistemi di sorveglianza, ma anche focus su chi vive situazioni di disagio e sui soggetti recidivi. Lavoro nero e sicurezza, chiusi un parrucchiere, un cantiere edile e 3 kebabari in provincia di Gorizia, 250.000 euro di sanzioni e 10 lavoratori irregolari scoperti dai carabinieri. Indotto e appalti Fincantieri, la Di Folgero punta a migliorare la filiera del lavoro, l'annuncio a margine dell'Assemblea dei Soci che ha approvato il bilancio con un utile netto superiore ai 97 milioni. Tari meno salata per cittadini e imprese a Trieste grazie alla lotta all'evasione, presentate le nuove tariffe e lo speciale bonus dall'assessore al bilancio Bertoli. Sono pronti a partire gli attesi lavori di asfaltatura in via Milano, viale Campielisi, salita di Gretta e via Svevo, a seguire altri interventi programmati dall'assessore Babuder, tra cui via Ginnastica. Monsignor Giampaolo Dianin è il nuovo vescovo di Gorizia, il presule arriva dall'esperienza al vertice della diocesi veneta di Chioggia. Futuro della pallacanestro Trieste in salvo con il mantenimento della Serie 1 e Paul Matjašić verso Roma con un altro titolo sportivo e lo scenario che si sta facendo spazio a livello nazionale. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione serale del telegiornale di Tele4. In apertura il lancio della trasmissione serale di Ring, condotta come sempre dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. In studio alle 21:10 per il talk politico Marcus Maurmaier delle Fratelli d'Italia, Maddalena Spagnolo di Futuro Nazionale, Nicola Conficoni del PD, Enrico Buglian di Patto per l'Autonomia. Poi si parla di Alpini e della festa di Genova. Poi ancora si parla della questione cinquantennale del terremoto del Friuli con la presentazione del libro Le rondini dopo il terremoto di Giada Messetti e poi l'intervista a Vittorio Blasotti, sopravvissuto al terremoto del Friuli. In arrivo una nuova stretta sulla sicurezza a Trieste dopo la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza oggi alla Prefettura di Trieste. Sentiamo. Controlli mirati in aree specifiche di Trieste in cui si pensa a una vigilanza rafforzata, implementazione dei sistemi di sorveglianza in programma da parte del Comune in aree sensibili ai fenomeni violenti, ma anche un'attenzione particolare al fenomeno sicurezza in una prospettiva più ampia, cioè tenendo conto delle persone che affrontano situazioni di disagio, in particolare quelle seguite dai centri di salute mentale, ripetutamente coinvolte in fatti gravi negli ultimi anni, ma anche ai soggetti recidivi, ripetutamente coinvolti in episodi violenti e a quelli legati ad abuso di sostanze alcoliche o droga. Quello che si definisce un approccio integrato a 360 gradi per affrontare non solo i recenti gravi episodi, dall'accoltellamento di Piazza Libertà al tentato scippo della pistola a un agente in questura, dello stesso attentatore della Startec che ha riportato alla mente la tragedia dei poliziotti uccisi da Alejandro Meran, ma per capire meglio in prospettiva come organizzare la sicurezza in città. Questo è l'esito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppe Petronzi, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, il sindaco di Piazza insieme all'assessore De Gavardo e rappresentante della Giunta regionale con delega alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Oggi il tavolo Ordine Pubblico e Sicurezza in Prefettura ha affrontato diverse criticità che afferiscono al tema sicurezza e che sono emerse purtroppo drammaticamente negli ultimi giorni, dall'accoltellamento in Piazza Libertà fino al tema movida a volte anche violenta nei locali lungo le rive fino a Canale di Ponte Rosso, per poi arrivare ad altri episodi particolari come quello che abbiamo visto purtroppo e che ha ricordato i tragici eventi del 2019 quando una persona è entrata in questura e ha tentato di estrarre l'arma a un agente di polizia. È evidente che delle criticità ci sono, vanno affrontate, tutte le istituzioni sono disponibili a dare una mano e in particolare l'impegno della Regione è stato quello di garantire un supporto pieno per quanto riguarda eventuali nuove misure con la vigilanza privata nelle zone della Movida, misure ulteriori anche con ulteriori finanziamenti per quanto riguarda la videosorveglianza e un aumento dei presidi di videosorveglianza lungo il territorio. Per quanto riguarda la pressione che stiamo vivendo su Piazza Libertà, la
rapporto della Regione con il sistema di prenotazione per i richiedenti asilo che è stato messo in piedi e che partirà nelle prossime settimane sicuramente potrà dare dei risultati positivi. Un'operazione a tappeto del gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia ha portato alla sospensione di 5 attività in provincia di Gorizia. 250.000 euro di sanzioni distribuite su 11 attività commerciali e di ristorazione risultate non conformi tra Gorizia, Monfalcone, Grado e Gradisca dai controlli dei Carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia. Sono state sospese le attività di un'impresa edile, di un acconciatore, di 3 ristoranti pizzeria kebab per gravi violazioni della sicurezza. 8 lavoratori in nero sono stati scoperti in un bar, così come in un salone di parruccheria, dove l'unico dipendente operava anch'esso senza alcun contratto di lavoro. Nello specifico, in 2 bar di Gorizia, oltre agli 8 addetti in nero su 8, privi della formazione di base specifica, nonché della sorveglianza sanitaria, sono state riscontrate la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano d'emergenza ed evacuazione, nonché l'omessa formazione e nomina degli addetti alle emergenze e primo soccorso. Entrambe le attività sono state sospese con multe complessive per 100.000 euro. Sempre a Gorizia, 3 kebabari, un ristorante, sono stati sanzionati per 90.000 euro con la sospensione di un'attività, sempre per carenze sul fronte della sicurezza, estintori compresi, e 2 lavoratori privi di alcuna formazione. 30.000 euro di sanzioni per la parruccheria chiusa con un lavorante in nero, anche qui a Gorizia, dove mancava addirittura la denuncia di inizio attività, rendendo così l'esercizio commerciale completamente abusivo. Gravi violazioni per la sicurezza hanno reso necessaria invece la chiusura di un cantiere per la ristrutturazione di un fabbricato privato a Monfalcone, con sanzioni per 20.000 euro alla ditta. Multe per 10.000 euro, sempre per questioni inerenti alla sicurezza e al primo soccorso, a un locale che offre kebab e pizza a Monfalcone e 2 bar, il primo a Grado e il secondo a Gradisca. E ancora cronaca, torniamo a Trieste, però dopo aver aggredito il proprio compagno all'interno di un appartamento in via Petronio, una donna è stata denunciata dai Carabinieri per lesioni aggravate. Il fatto è successo ieri poco dopo le 16 sul posto personale del 118, oltre ai militari dell'Arma. L'aggressione è avvenuta dentro casa, la donna è stata fermata, portata in caserma per accertamenti, quindi è tornata a casa dopo essere stata denunciata. Le condizioni dell'uomo trasportato all'ospedale di Cattinare in codice giallo non sono gravi. I Carabinieri stanno indagando sulle ragioni dell'aggressione. Borse di pregio per un valore di 25.000 euro sono state rubate dal negozio Catastrofa al Cirico 5 di via Annunziata. Il ladro, non si esclude comunque possano aver agito più persone, ha fatto irruzione nel negozio di articoli vintage questa notte dopo aver rotto la vetrina utilizzando un bancale di legno che poi è stato ritrovato sul posto. Alle 5:30 di stamani una guardia giurata si è accorta di quanto accaduto ed ha allertato la polizia, intervenuta sul posto con una volante. Le indagini ipotizzano che il responsabile possa essere un ladro o una banda di ladri specializzato nei furti con spaccata, vista la serie di colpi analoghi, almeno una decina nell'ultimo periodo. Sono una quindicina le persone i cui automezzi sono andati a fuoco a seguito dell'azione del piromane della periferia est che ha imperversato nell'ultimo anno e mezzo e che ora si trova a processo. Il giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante ha accolto la costituzione di parte civile di una mezza dozzina di proprietari delle automobili incendiate da Marco Zaccaria, l'ex guardiafuochi accusato di essere il piromane che per un anno e mezzo ha dato fuoco a 32 veicoli nella zona est della città. Una quindicina, sulle circa 30 persone che hanno visto la propria autovettura andare in fumo, ha presentato richiesta in tal senso. Vi è stato anche chi però ha fatto riferimento ad un rogo non citato nel capo di imputazione. Zaccaria, che ora è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, in seguito all'arresto è stato licenziato. Al momento dunque non percepisce stipendio e non risulta proprietario di un patrimonio
patrimonio eventualmente aggredibile. Appare pertanto ardua la strada di chi mira ad un risarcimento economico, eventualità che sarà comunque affrontata in un secondo tempo, a seconda della piega che assumerà il processo, per il quale il difensore di Zaccaria ha chiesto il rito abbreviato. A Zaccaria sono stati contestati gli incendi di 32 mezzi fra auto, scooter e motociclette. L'uomo, guardiafuochi in ospedale, sindacalista Comsal, secondo gli inquirenti prendeva di mira i veicoli delle donne che non volevano uscire con lui, ma anche quelli dei fidanzati e dei familiari. In più di un'occasione le fiamme si erano propagate anche ai mezzi vicini a quelli presi di mira. Punta sull'innovazione il futuro della Fincantieri anche attraverso un nuovo progetto per l'evoluzione del sistema dell'indotto e degli appalti, spesso oggetto di critiche. Lo ha spiegato l'amministratore delegato Folgero a margine dell'assemblea degli azionisti odierna, che è stata seguita dalla nostra Laura Buccarella. A me piace dire che le cose si cambiano quando vanno bene. E le cose vanno bene e noi dobbiamo evolvere il prodotto per essere un prodotto a prova di futuro, quindi il cervello della nave, il cuore della nave, la digitalizzazione e la propulsione, ma evolvere anche il processo produttivo. Punta all'innovazione il futuro di Fincantieri nelle parole dell'amministratore delegato Pierroberto Folgero a margine dell'assemblea degli azionisti di questa mattina. Il settore della croceristica è solido e in crescita, ha spiegato il manager. Avere lavoro per i prossimi 10 anni significa avere la responsabilità in questi 10 anni di preparare l'azienda al futuro sul processo e sul prodotto. Il fatto che abbiamo una filiera così corta ci rende forti in un momento in cui fuori dal paese c'è congestione e incertezza. Fincantieri al lavoro da tempo sul modello produttivo per rendere più sicura la catena degli appalti e dell'indotto, spesso osservata speciale. Abbiamo lanciato nell'ambito del piano industriale un progetto strategico che si chiama Evoluzione Indotto, che è proprio pensato per riarticolare le filiere di subappalto, accorciarle il più possibile, a seconda ovviamente della merceologia, con l'idea di creare un numero di interlocutori idoneo, sia come numero, sia come taglia e caratteristiche, per essere in grado e capace di gestire temi al meglio. E sul rapporto con le istituzioni locali, in particolare sulle tensioni recenti con il comune di Monfalcone? Ma guarda, io parto dal presupposto che nel momento in cui un'azienda rappresenta una realtà importante dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista delle PMI e dal punto di vista del PIL, diciamo, i rapporti con il territorio non possono che essere buoni. Infine, stimolato dalle domande degli azionisti, Folgero è intervenuto sul tema sicurezza. Noi abbiamo risposto con un progetto che abbiamo lanciato l'altro anno, che è un progetto nuovo, coraggioso, che ci consente di influire sul futuro della salute e della sicurezza dell'azienda piuttosto che col passato. E torniamo a parlare dell'avvertenza Startech. Nel corso dell'incontro odierno l'azienda ha confermato l'impegno a erogare nel termine ordinario le retribuzioni di maggio con l'annunciata maggiorazione del 5%. A fronte di un persistente quadro di incertezza sulla sostenibilità del piano industriale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato la necessità di fornire puntuale e urgente riscontro nell'incontro al tavolo ministeriale programmato per lunedì prossimo con le organizzazioni sindacali sull'individuazione di un nuovo e solido partner industriale. Lo hanno dichiarato le assessori regionali Alessia Rosolin al lavoro e Sergio Emilio Ebini alle attività produttive al termine dell'incontro dedicato alla situazione dell'azienda elettronica Startech di Trieste, al quale hanno partecipato, oltre ai vertici dell'impresa, rappresentanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy e Confindustria Alto Adriatico. Gli assessori Rosolin e Ebini hanno inoltre ribadito l'attenzione della Regione in costante raccordo con gli uffici del Ministero nel monitoraggio quotidiano della situazione e l'impegno assieme alle istituzioni nazionali e con le parti sociali per tutelare la continuità produttiva e occupazionale del sito giuliano della società che, ricordiamo, occupa oltre 320 addetti. Una proposta di legge per favorire la coesione sociale di Monfalcone, risolvendo i problemi legati alla massiccia immigrazione, è stata depositata in Regione dal consigliere Enrico Bullian. È una proposta molto articolata, 11 cappi,
40 articoli, autenticamente multisettoriale, tocca i diversi ambiti, dal lavorativo al sociosanitario sanitario, all'educativo e a quello legato all'istruzione, andando avanti fino alle tematiche della libertà religiosa e delle pratiche sportive. Affrontare la questione migratoria e le altre particolarità di Monfalcone non come emergenza ma in modo concreto e positivo per risolvere i problemi di tutti i monfalconesi, autoctoni inclusi. È il senso della proposta di legge depositata ieri dal consigliere regionale indipendente del Patto per l'Autonomia Enrico Bullian. Con oltre il 30% della popolazione di origine straniera e una quota rilevante di religione musulmana, questo unicum determina l'esigenza di una legge organica e strutturata che affronti quelle complessità che altrimenti un comune da solo non può riuscire ad affrontare. Abbiamo visto che nonostante i proclami di questi ultimi 10 anni, gli stranieri sono aumentati di 4.000 unità. 3 gli impatti macroscopici subiti dalla città negli ultimi decenni: le malattie d'amianto, l'inquinamento da carbone dovuto alla centrale termoelettrica e da ultimo una pressione migratoria fuori scala che porta a oltre il 30% la popolazione straniera. Necessario, secondo Bullian, partire da un'analisi sociologica aggiornata rispetto all'ultima che risale a più di 20 anni fa. Credo che la via più razionale e corretta sia quella di avviare politiche attive di integrazione che siano a beneficio anche dei cittadini monfalconesi autoctoni. Tari, tassa sui rifiuti meno salata per cittadini e imprese a Trieste grazie alla lotta all'evasione. È stata presentata oggi in sala giunta del Comune la rimodulazione delle tariffe dall'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli. Tassa sui rifiuti meno salata per famiglie e imprese triestine. La rimodulazione delle tariffe a ribasso in controtendenza rispetto allo scenario nazionale e regionale è stata presentata dall'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli insieme con i dipendenti del servizio riscossione e tassa rifiuti Gianluca Venier e Michele Angelini. Significa che per i triestini in controtendenza sia a livello regionale che a livello nazionale, significa che per la prima volta appunto non solo non aumenteranno, non solo non resteranno quelle che erano l'anno scorso, ma le portiamo in diminuzione. Li portiamo in diminuzione sia per quanto riguarda le famiglie, le utenze domestiche, le famiglie che avranno delle riduzioni che possono andare dall'1 quasi il 4% per le famiglie più numerose, sia in diminuzione per quanto riguarda le imprese, le attività economiche che avranno una riduzione media di circa 1% rispetto a quello che pagavano l'anno scorso. Nel quinquennio 2020-2025 a Trieste la Tari è aumentata di un solo euro, passando dai 344 ai 345 euro annuali di media. A Gorizia, nello stesso periodo, si è passati da una media di 350 a 435, a Pordenone dai 188 ai 222, a Udine dai 191 ai 224. Grazie a una forte lotta all'evasione fiscale, quest'anno nel capoluogo giuliano si inverte la rotta, portando in detrazione 3.657.000 euro e riducendo l'ammontare della Tari a 39.706.000 euro. A ciò si somma la novità del bonus sociale rifiuti introdotto dal governo, che prevede uno sconto del 25% della Tari per le famiglie in forte difficoltà economica. Riguarda le famiglie con ISEE basso, quindi famiglia che ha un ISEE inferiore ai 9.776 euro pagherà il 25% in meno della tassa rifiuti, al di là della riduzione che avevamo fatto prima. Qualora invece la famiglia abbia almeno 4 figli, l'ISEE sale fino a 20.000 euro. E sono pronti a partire una serie di attesi lavori di asfaltatura, in particolare nelle vie Milano, via Svevo, salita di Gretta e viale Campi Elisi. Grazie al milione di euro stanziato a dicembre 2025, deliberato nel corso dell'approvazione della manovra finanziaria comunale, sono pronte a partire le asfaltature in via Milano, salita di Gretta, viale Campi Elisi e via Svevo. Un macrolotto importante, quello che verrà varato su indicazione dell'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder, in cui rientrano anche degli interventi residui che erano stati temporaneamente rinviati, in particolare via Milano, a seguito di lavori a Cegas per conto di Generali. I cantieri
stradali partiranno progressivamente a partire dal lunedì 18 maggio, con arco temporale a coprire i prossimi 3 mesi estivi, ovviamente non continui, ma con interventi di 3-4 giorni sulla singola arteria e spostamento a quella successiva. Alcune delle opere si eseguiranno nottetempo. A seguire la programmazione prevede di intervenire in via Ciamician, Zandonai e Piccardi. A questi interventi seguiranno una serie di ripristini del manto stradale a seguito dei cantieri collegati all'ammodernamento dei sottoservizi. Tra questi il tratto di viale Miramare, compreso tra il ponte ferroviario e l'ex deposito della polizia locale, via Tor San Piero fino all'intersezione con via Giacinti, via Val Martinaga, via dei Gelsomini fino alla cabina di Roiano e via Ginnastica. In quest'ultimo caso ripristino necessario dopo i lavori estivi in più tranche degli ultimi anni. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale serale. Monsignor Giampaolo Dianin è il nuovo vescovo di Gorizia. Il presule arriva dall'esperienza al vertice della diocesi veneta di Chioggia. Ci racconta tutto sul nuovo vescovo di Gorizia, Umberto Bosazzi. Crediamo che lui può toccare il cuore di pietra di tanti uomini e donne di questo tempo e farli diventare cuori di carne, capaci di comprendere e di prendersi cura di tutte le membra sofferenti. Farà ingresso in diocesi il 12 luglio, in occasione della solennità dei santi Ermacora e Fortunato, il nuovo arcivescovo metropolita di Gorizia, Monsignor Giampaolo Dianin. L'annuncio, come tradizione, è stato dato dall'arcivescovo uscente Carlo Roberto Maria Redaelli, che lascia la diocesi isontina dopo 13 anni. 63enne, nato a Teolo, in provincia di Padova, Dianin era stato nominato vescovo di Chioggia nel 2021. Fino ad allora, dal 2009, era stato rettore del seminario maggiore di Padova. Grandi, si legge nella nota di Monsignor Redaelli, la preparazione culturale e l'esperienza pastorale di Monsignor Dianin, in particolare negli ambiti della famiglia, del laicato e delle vocazioni. Abbiamo fatto un incontro qui a Trieste con i presbiteri, i sacerdoti, proprio sul tema della famiglia. E diciamo che nella sua esperienza poi è stato anche molto formatore, educatore nel seminario di Padova, poi la pastorale familiare e adesso era già vescovo, per cui ha già un po' di esperienza e per cui lo accogliamo con gioia, con tutte queste sue competenze. A Fogliano di Re di Puglia la cerimonia della posa della prima pietra del nuovo edificio scolastico che ospiterà la scuola primaria e la secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo della Torre Verni. Presente anche il presidente della regione Fedriga. A Fogliano Re di Puglia, in via Madonnina, la pioggia non ha scalfito l'entusiasmo che ha accompagnato la posa della prima pietra del nuovo edificio scolastico che ospiterà la scuola primaria e la secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo della Torre Verni. Investire nella scuola, ha sottolineato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, significa investire nel futuro delle nostre comunità, nella qualità della formazione e nella sicurezza delle nuove generazioni. Il nuovo complesso accoglierà le 5 classi della scuola primaria, oggi frequentata da 55 alunni, e le 9 classi della scuola secondaria di primo grado, che ospita attualmente 138 studenti provenienti anche dai comuni limitrofi di San Pier di Sonzo e Sagrado. A seguito anche dei problemi sismici dell'attuale struttura abbiamo deciso di investire ingenti risorse, 8 milioni e mezzo per questa nuova struttura che accoglierà ragazzi e ragazze che verranno da Fogliano e anche ovviamente da tutte le aree limitrofe, oltretutto con un particolare attenzione all'efficientamento energetico. Una struttura di qualità, e una struttura di qualità vuol dire anche una migliore istruzione per i nostri ragazzi e migliori servizi. Il progetto prevede anche la realizzazione della mensa a servizio di entrambe le scuole e di un auditorium destinato alle attività scolastiche e alla comunità locale. La conclusione dei lavori è prevista indicativamente entro 1 anno e mezzo, con l'obiettivo di rendere accessibile agli alunni il nuovo edificio per l'inizio dell'anno scolastico 2027-2028. È stata presentata oggi la sede dell'Unicef a Trieste. Andiamo a seguire i dettagli nel servizio.
L'indirizzo che dobbiamo dare e continueremo a dare è quello di utilizzare il patrimonio pubblico e il patrimonio comunale per finalità che siano di natura sociale, di volontariato, relative alle associazioni e terzo settore. Un passo importante del percorso sintetizzato dall'assessore comunale al patrimonio Elisa Lodi senz'altro è l'assegnazione in comodato d'uso gratuito della sede dell'Unicef in via dei Capitelli 19 inaugurata quest'oggi, nonché di un magazzino in via Pascoli. Una sede in centro città che sarà in grado di migliorare le attività di Unicef sul territorio, di poter permettere di svolgere al meglio l'attività di formazione, le attività istituzionali secondo ovviamente le loro finalità, quindi la tutela dei minori, dei bambini e degli adolescenti. L'accordo avrà la durata di 2 anni, rinnovabili fino a 4. I vertici Unicef presenti stamani hanno sottolineato l'importanza di poter contare su una sede funzionale per un'organizzazione migliore delle attività ed una maggiore capacità organizzativa. Da un po' che aspettavamo di poter avere una sede per i nostri volontari, che comunque hanno continuato a operare in tutto questo periodo. Poter avere la sede per noi è un nuovo punto di partenza, potremmo dire una ripartenza per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. La sezione triestina dell'Unicef di fatto in questi ultimi mesi si è messa comunque a disposizione di un'eccellenza cittadina che in breve potrà fregiarsi di un ulteriore importante e significativo riconoscimento. Ci sarà il riconoscimento come ospedale amico dei bambini convenzionato Unicef con l'Organizzazione Mondiale della Sanità del Burlo di Trieste, che ha completato le 4 fasi necessarie per poter essere certificati come ospedale amico. Alla base della delibera giuntale anche la possibilità che gli spazi possano essere condivisi da altri enti del terzo settore, incentivando in questo modo sinergie, progettualità comuni ed una più ampia offerta di iniziative rivolte ai cittadini. E siamo allo sport, futuro della Pallacanestro Trieste in salvo con il mantenimento della Serie A1 e Paul Matiasic verso Roma con un altro titolo sportivo. E questo lo scenario che ora dopo ora si sta facendo largo a livello nazionale. Che Paul Matiasic sbarcherà a Roma dopo essersi accaparrato a suon di milioni il Palaeuro non è una novità, lo è invece che lo faccia senza intaccare il titolo sportivo di Trieste, lasciando dunque la 1 nella città della Bora. Lo scenario è sempre più confermato a livello nazionale, dalle accurate rassicurazioni telefoniche del presidente federale Gianni Petrucci al sindaco di Piazza nel pomeriggio in cui il primo cittadino e l'ex Cosolini gli hanno fatto pervenire la famosa lettera appello e il giorno dopo al presidente della regione Fedriga e ad altri esponenti politici nazionali nel segno del Trieste con il trasferimento a Roma non c'entra. Per non parlare delle informazioni che circolano fra i presidenti delle società sportive di massima serie, confermate dall'articolo della Gazzetta dello Sport in cui si parla di Trieste salva, sino allo stesso comunicato della società biancorossa dopo l'accordo con la regione in cui si annuncia di aver definito un piano strutturale volto a garantire la competitività e la sostenibilità della squadra al massimo livello possibile. Detto che ovviamente nessuno può mettere la mano sul fuoco con certezza su questo scenario sinché non si spegneranno i riflettori sui playoff e, usciamo di metafora, si capirà con quale altro titolo di A1 l'avvocato di San Francisco sbarcherebbe nella capitale, bisogna ora iniziare a lavorare per il futuro. In primis la struttura. È molto probabile che si scelga di proseguire con la professionalità di Mike Arcieri in cabina di regia, che peraltro avrebbe già conto di tutta la situazione societaria, dei contratti in essere e dei nodi da risolvere. Un'altra strada, che al momento appare più un rumors via social che una pista concreta, è quella che porterebbe all'ex patron Gianluca Mauro, deus ex machina dell'era Alma. Per poter parlare concretamente di tutto questo, però, servono investitori e sponsor in grado di coprire il budget minimo per la salvezza e su questo chi di dovere deve mettersi al lavoro subito e in modo concreto. È tutto per quanto riguarda il nostro telegiornale, restate con noi, vi ricordo che questa sera c'è Ring.